La mia aspirazione per diventare un dentista è un po' buffa, curiosa forse, perché quando ero piccola io avevo paura del dentista e quindi per me andare dal dentista era un trauma. Ho due sorelle più grandi, le mie due sorelle portavano l'apparecchio, quindi io quando dovevo presentarmi alle visite in prima persona piangevo, urlavo. Invece quando accompagnavo le mie sorelle che dovevano attivare l'apparecchio ero incuriosita, quindi facevo tante domande. Poi quando giocavo con i miei amici, pensa che prendevo le impronte con le Brooklyn perché giocavo al dentista e poi costruivo gli apparecchi col fil di ferro e li portavo a far vedere all'ortodontista dell'epoca quando appunto non ero io in prima persona ma le mie sorelle andavano a visita. E così è un po' iniziata la storia, poi mi sono persa per un breve periodo perché avevo deciso di fare l'attrice, ma poi sono tornata sulla mia strada e non ho mai cambiato idea.